Rieccoci a Primus Inter Pares, ospite il consigliere regionale, capogruppo del Movimento 5 Stelle del Veneto, Jacopo Berti, che è qui con noi. Dalla regia mi dicono che sono già arrivati i messaggi, andiamo a leggerne un po', vediamo Dennis cosa chiedono. Buonasera, avrei una domanda per Jacopo Berti. Cosa farete per prima cosa se ci sarà un vostro sindaco a Padova? Bella questa cosa. Poi è una domanda che me l'ha rubata. Il Movimento 5 Stelle a Padova in riunione saluta Berti, Padova libera. Benissimo, anche il Movimento sono in riunione e la salutano tutti. Non vi pesa un po' che tutti vi dicono che non siete capaci di portare le vostre idee e sapete solo distruggere? Andiamo nell'ultimo, poi bella frittata che avete combinato a Padova, ma ai cittadini non ci pensate mai? Mamma mia. Avete combinato una bella frittata a Padova? La frittata mi pare che l'abbia combinata Bitonci con la sua maggioranza, quindi oggi siamo qui purtroppo a raccogliere i cocci di una città che è stata veramente mandata in frantumi da questi 2 anni. Non si era mai visto negli ultimi, cos'erano, un secolo che non si vedeva un commissario a Padova. E questo veramente... Io che ricordi non l'ho mai visto. Io avevo letto una volta su un quotidiano, avevo letto tipo 1904, una cosa del genere, insomma, quindi sì, proprio preistoria. Quindi purtroppo di fronte a un'incapacità di governo, ai giochi di palazzo, gli assessori mandati via, i litigi, purtroppo veramente Padova è piombata in questo stato, ma io non voglio parlare di questo, io voglio parlare invece di cosa vogliamo fare noi. Poi parleremo dell'altro, però è giusto anche ricordare. No, è giusto ricordare anche perché la storia Jacopo insegna tante belle cose. La storia insegna che purtroppo queste sono cose che sono state fatte. Per prima la Lega piove di sacco ha organizzato la raccolta delle firme per far cadere il sindaco tanto quanto, quindi mi fa anche sorridere che adesso fanno i verginelli come per dire ma noi non ci saremmo mai aspettati una roba del genere. Secondo lei Jacopo, l'avete fatta anche voi. Secondo lei la caduta di Bitonci ha una causa, dal suo punto di vista, la causa principale, il motivo per cui Massimo Bitonci è caduto? Chi va solo muore solo. È quello che poi me l'ha detto in un'intervista a un nostro inviato che l'abbiamo mandato in onda proprio la settimana scorsa. Questo è il motivo di cui io ne sono profondamente convinto. Però un sindaco deve avere un'autorità un po'... anche... Una cosa è scegliere, una cosa è prendere la clava e spaccarla in testa a chiunque non sia perfettamente allineato con quello che stai dicendo tu. Quello non è l'autorevolezza di un leader. Quello è essere autoritario perché ho le mostrine. Ma siamo uomini o siamo caporali? Allora, non è con gli atti muscolari, appunto, e brandendo la clava che uno dimostra di essere un decisionista. Però non è essere decisionista. Decisionista vuol dire saper ascoltare, mediare, capire qual è la direzione giusta per i cittadini, per una città, per la propria giunta, per i tuoi collaboratori, qual è la tua squadra, dove sta andando, e tu esserne il capitano e andare in quella direzione. Quando i tuoi stessi ti organizzano il golpe, parliamoci chiaro... Non è stato simpatico, però al di là di tutto... gliel'hanno fatta, se la sono fatta, se la sono orchestrata, si sono mandati tra di loro. Io non le conosco neanche queste cose, perché sinceramente A non mi interessano, B le trovo avvilenti per la città, e anche a me come cittadino padovano mi viene da dire, ma porca miseria, ma vi siete mandati a casa tra assessori, vi siete pugnalati alla schiena, ne avete fatte di ogni, intanto c'è una città che è rimasta bloccata. A me dispiace umanamente, allora mi fermo e dico... Cosa stavate facendo? Cioè, se anche i tuoi stessi della tua squadra remano contro di te, cioè, sono tutti deficienti e tu sei l'unico intelligente, o forse è meglio avere un po' di sana umiltà e rimettersi in discussione? Perché io non penso che siano... Se tu sei da solo in una stanza con 20 persone, 19 ti dicono che stai sbagliando e tu sei convinto di fare giusto e fai quello che vuoi tu, quello non è essere decisionisti. È una cosa molto diversa. Certo, molto chiara è la lettura di Jacopo Berti. Allora andiamo a vedere il servizio, innanzitutto proprio al sindaco e quello che succederà da qui a 6 mesi, 5-6 mesi, quando ci saranno le elezioni, definiamole così, per amministrare la città di Padova. Vediamo il servizio.
Neanche il tempo di prendere coscienza della caduta della giunta Bitonci, che a Padova è già iniziata la campagna elettorale. Ad aprire ufficialmente i giochi ci ha pensato proprio l'ex numero 1 di Palazzo Moroni, che la Lega Nord ha designato come candidato unico nella città del Santo. Difficile capire al momento se il centrodestra si unirà nel sostegno a Bitonci o se sorgerà un'ulteriore coalizione, e l'ago della bilancia sarà ovviamente Forza Italia, esclusa dal carroccio, ma desiderosa, stando alle parole del nuovo commissario cittadino Paroli, di ricucire il rapporto. E le dovute valutazioni sono in corso anche in seno al Partito Democratico, che per prima cosa dovrà decidere se affidarsi alle primarie o se invece partorire il nome di un candidato condiviso. Quanto al terzo polo, quello relativo al Movimento 5 Stelle, c'è la necessità di fare meglio rispetto al 2014, quando il candidato grillino Giuliano Altavilla portò a casa poco meno del 9% dei consensi. Negli ultimi 2 anni però la situazione è notevolmente cambiata e le vittorie di pochi mesi fa a Roma e Torino hanno imposto ulteriormente i pentastellati all'interno dello spettro politico italiano. Ancora difficile al momento individuare i nomi tra i quali poi gli aderenti al partito saranno chiamati a decidere. Certo è che il Movimento 5 Stelle questa volta vuole essere protagonista anche nella città del Santo, cercando di beneficiare dell'eterna rivalità tra il centrodestra e il centrosinistra. Se una vittoria al primo turno appare improbabile, data la natura della città quasi sempre indecisa nell'elezione del primo cittadino, un possibile ballottaggio potrebbe giovare ai pentastellati, che potrebbero raccogliere i voti dei cosiddetti scontenti, gli elettori cioè che non saranno riusciti a portare il proprio candidato al testa a testa finale. Sono ormai lontani i tempi del mero voto di protesta. Il Movimento 5 Stelle ora vuole portare le proprie idee e saranno i cittadini padovani a decidere se toccherà a loro governare la città del Santo. Nella spiegazione del nostro Daris Maracci mancava solo il nome, eravamo già il sindaco del Movimento 5 Stelle, perché è molto chiaro, mi sembra che i giochi insomma, danno parecchie possibilità anche a voi per poter dire la vostra. Noi andiamo per la nostra strada. Non ci mettiamo a guardare cosa fanno gli altri, ma non per un senso di superiorità, ma perché noi nasciamo da questo, nasciamo nel voler dare un'alternativa di governo. Guardiamo quello che è successo a Torino. Fermo, però ho capito, all'interno, Jacopo Berti, della riunione che stanno facendo i colleghi del Movimento 5 Stelle. Che saluto, ciao ragazzi. Ecco. Ok, questa volta ce la facciamo, ve lo dite tra di voi, questa volta dobbiamo puntare a diventare amministratore della città, questa volta dobbiamo far sì che Padova venga governata da noi per migliorare come volete voi, insomma, cioè ci credete? Noi siamo pronti a governare, siamo pronti con una squadra che sia una squadra pronta a prendere in mano le redini di una città importantissima, di una delle capitali del nord-est, e per questo bisogna farlo con, oltre che una chiarezza di programma, una chiarezza nelle persone. Perché poi le persone devono anche farla funzionare quella macchina di cui parlavamo prima. Oggi i comuni e in generale in tutta Italia è fondamentale che venga data una continuità d'azione. Faccio un esempio pratico, appunto, stavo portando prima a Torino. Torino è stata data un'alternativa chiarissima al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha detto: questo è il nostro candidato sindaco, questa è la squadra di governo, questo è quello che noi vogliamo fare per Torino, perché a fine mandato la città sarà così. Una cosa chiarissima, facile, e i cittadini hanno potuto dire: sì, a noi piace questo progetto, ci piacciono queste persone, andiamo, votiamo, gli diamo fiducia. Questo è il modello, secondo me, in contrapposizione invece ai partiti che oggi, appena adesso abbiamo sentito giustamente questa clip che avete mandato, e la clip parlava delle alleanze, delle correnti, di come si metteranno. Beh, nel caso di Torino-Roma non c'erano alleanze, però quelli che hanno dato il voto alla Raggi e al sindaco di Torino obiettivamente erano del partito di Forza Italia o di qualche altro partito che sono uscite. Di Marte non erano, chiaro. Certo, di Marte non erano, insomma, di Marte non cittadini non erano. Ma evidentemente stufi, come tantissimi altri. E quindi hanno anche una filosofia di quel tipo di politica, arrivando da partiti stanchi di quei partiti. Ma ci sta assolutamente. Uno dice: vedo quella serietà, lo vedo con curiosità, lo vedo con certezza, ci sono tantissimi modi con cui guardare il Movimento 5 Stelle, insomma chiunque se uno ha dei dubbi può venire a conoscerci. Le nostre riunioni sono aperte. Quindi... Berti così in esclusiva poi mi fa fare lo scoop, se non lo sai che scoop mi fa fare. Chi sarà il candidato sindaco di Padova per il Movimento 5 Stelle? Il candidato sindaco, vorrei saperlo anch'io, perché non l'abbiamo minimamente deciso per un semplice motivo. Abbiamo una campagna referendaria che finirà il 4 di dicembre.
dicembre idea? e dal 5 iniziamo a pensare. Non mi dica il nome, avete qualche idea? O meglio, l'idea è noi come Movimento 5 Stelle tutto quel gruppo che sta lavorando all'interno del Movimento 5 Stelle candideranno uno all'interno del movimento che è iscritto nel web, oppure cercheranno di prendere anche una persona, un imprenditore che sia al di fuori? Un'idea di questo tipo potete già averla. Ma siamo ancora veramente concentrati al 110% nella campagna referendaria. Dal 5 di dicembre invece saremo pronti, ma non escludiamo né una cosa né l'altra, perché non partiamo preclusi dicendo no, dobbiamo... A Berti cosa piacerebbe? A Jacopo Berti? Avere A me piacerebbe una persona... No, non è una questione del nome altisonante, ci vuole una persona che sia pragmatica e che sia seria, perché oggi abbiamo visto purtroppo che le eredità che ci hanno lasciato sono state ordinanze anti-Ebola, anti-kebab, situazioni, mi dispiace da dire, però avvilenti anche per la città di Padova, perché diventare famosi sulla stampa nazionale per queste cose a me fa male da padovano, ma non lo dico tolta la questione politica, ma mi fa male. Siamo la terza università più antica al mondo e dobbiamo andare sui giornali per le ordinanze anti-kebab, cioè... Ma di cosa stiamo parlando? Allora, prima di tutto dobbiamo trovare quella serietà, quella concretezza per rimettere Padova, riportare Padova nel suo luogo proprio naturale. Quindi ridare quello spessore anche culturale e di fattività che è mancato a questa città. Jacopo Berti proprio non potrà mai candidarsi come sindaco? Poi è bello fare il sindaco nella città dove si è nato, lei poi è nato vicino al Prato della Valle, in pieno quasi centro, quindi fare il sindaco della città dove uno è nato è una delle cose più belle che credo una persona possa ricevere, il dono. Sono profondamente innamorato di Padova, della mia città, e ho già corso nel 2014 come candidato nella lista del Movimento 5 Stelle, sono felicissimo perché insomma me la sono sudata anche come candidato governatore, il mio ruolo come capogruppo in Regione Veneto, cosa che faccio con un enorme amore nei confronti proprio dei veneti e di tutto quello che stiamo facendo. È bello fare il sindaco, io sono sicuro che chi ricoprirà questo ruolo lo farà al di là della felicità di essere sindaco, ma di poter dire il discorso che facciamo all'inizio, dai che adesso possiamo provare a fare la nostra parte. Io da fuori come attivista sono pronto a fare la mia. Leggendo, ovviamente informandomi, avendolo ospite, ho visto che la prima cosa che lei consiglierebbe al futuro sindaco del Movimento 5 Stelle nel caso in cui diventasse sindaco di Padova, lei ci tiene moltissimo alla viabilità, mi sembra di capire. Perché è la qualità della vita. Abbiamo la questione dell'ospedale che è importantissima, una questione dirimente. Come la vede? Cominciamo con la viabilità. Sì. Cosa farebbe? Allora, una questione importantissima appunto è la qualità della vita, far di Padova la miglior città del Veneto. Pratico. Un esempio pratico vuol dire che oggi ci sono delle zone di periferia che sono veramente servite molto molto male, e non è periferia, sono quartieri di Padova, quartieri molto popolosi, penso a Chisanuova. Ecco, ma la viabilità in filobus, autobus, tram esatto, ci sono delle soluzioni interessantissime che già portammo avanti nella scorsa campagna elettorale per creare quelli che sono dei mezzi, per esempio dei mezzi elettrici o dei mezzi, oggi si parla molto delle capacità di trasporto anche, trasporti come si chiamano sharing economy, parolone in inglese per dire la condivisione di mezzi che stanno esplodendo in tutte le parti, in Olanda, in Germania, anche in Francia. Noi abbiamo tutto per essere al passo con queste realtà e non rimanere indietro, per fare di Padova la prima città da questo punto di vista in Italia. Possiamo farlo, dobbiamo farlo. Ospedale è importantissimo perché Padova, come dicevamo prima... Quante volte i capelli miei sono bianchi, ormai non ne ho quasi più. Ma io penso che a furia di mettere... Sono stato in ospedale tante volte e adesso sempre quell'ospedale lì è 100... Io penso che a furia di mettere prime pietre dell'ospedale siano già al secondo o terzo piano, perché ogni anno sento mettere una prima pietra. Però, detto questo, io mi immagino Padova come la Oxford del Mediterraneo. Una città, è uscita una classifica su un giornale, un quotidiano internazionale pochi giorni fa, che metteva Padova nelle prime 5 città al mondo come vivibilità per gli studenti.
Quindi vuol dire che già il mondo ci vede con queste capacità attrattive, dobbiamo dare le infrastrutture necessarie per poter essere veramente i migliori al mondo. Perché no? Abbiamo tutto, abbiamo un'università millenaria, abbiamo 60.000 studenti, abbiamo una città costruita su misura di cittadino. Sta diventando un politico. L'ospedale le ho chiesto. Ma io le dico... Sta facendo un ragionamento... No, ma è esattamente quello, perché la politica deve fare questo. La politica non deve pensare al metro quadro. E poi, come di solito, i politici mi convincono che ho sbagliato io a fare la domanda, e poi succede anche questo poi. Ma quindi lo devo prendere come insulto o come complimento? No, è vero, magari succede anche questo. No, sull'ospedale invece... Partendo da questo, siamo partiti dal macro e poi andiamo invece nel concreto. Nel concreto cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna darsi delle date certe. La data doveva essere 2017 inizio lavori, adesso slitterà il 2018? Io non lo so, perché purtroppo non siamo al governo della regione. Ma se noi avessimo un sindaco, farebbe di tutto per dare... Abbiamo un progetto concreto, progetto presentato all'Università di Padova, un progetto che farebbe, oltre che un ospedale, quindi la parte per gli acuti, il nosocomio, ci sarebbe una parte di ricerca, una parte universitaria. Va bene, il campus. guardi, c'è sul monitor in video, i monitor bassi, c'è praticamente dove dovrebbe essere costruito il nuovo ospedale. Eccolo qui, la zona sarà già d'accordo che l'ospedale venga costruito in quella zona? Allora, come abbiamo detto fino adesso, abbiamo gente con dei cervelli grossi così che sono urbanisti, geologi, ingegneri, i migliori laureandi e specializzandi nel settore, e io devo decidere, cioè io diciamo nella mia ignoranza sono un laureato in legge. Se diventa sindaco lei deve firmare. No, poi. ma è così prima. Io firmo. Se è un firmo. ingegnere che non è tanto bravo. Ma io firmo. Ma io non firmo perché ho deciso io, chiuso nella mia stanza, dove fare. Perché io adesso sto parlando del progetto dell'Università di Padova. L'Università di Padova ha preso le 5 migliori ospedali al mondo, ha preso le migliori parti di questi 5 e ha creato il miglior progetto in assoluto. Quindi prima partiamo dal cosa vogliamo fare e poi come lo vogliamo fare. Ma il come è una cosa prettamente tecnica. La politica deve facilitare questi percorsi, come per dire per gli imprenditori. Cercherò di essere il più semplice possibile. Dove lo volete fare fisicamente? No, dove lo volete fare, dove deciderà il nuovo sindaco. Però Jacopo Berti, dove, essendo un padovano puro sangue, dove vorrebbe vedere se crescerà il nuovo ospedale? Dove vorrebbe vederlo? Oggi discutevo proprio di questo. Il Ministero non ha ancora dato una relazione definitiva sulla questione del rischio idraulico né di Padova Ovest né di Padova Est. Cioè noi non sappiamo ancora da parte del Ministero quali sono le certezze per queste due aree. Stiamo parlando, mi perdoni, però un po' anche per dare aria alla bocca. Perché se non si ha nemmeno, Einaudi diceva conoscere per deliberare, noi non abbiamo nemmeno tutti gli incartamenti necessari per conoscere qual è la situazione. E faccio di nuovo la domanda, anzi 4 posti. Padova Ovest. Ho capito, ma non è risico. No, risico, mi dica per lei, cioè per Jacopo Berti, come cittadino padovano, dove piacerebbe, se verrà fatto questo ospedale... Ma non è una villetta, no, cioè non è che dove mi piacerebbe comprare casa. No, proprio conoscendo la città, per questo faccio questa domanda. Uno dice per esigenze del padovano è meglio che l'ospedale venga fatto, faccio un esempio, all'aeroporto. Uno dice Padova Ovest, uno dice Padova Est. Jacopo Berti, dove piacerebbe vedere crescere il nuovo ospedale a livello personale, a livello di vederlo crescere? Dopo decideranno gli ingegneri, gli architetti. Siamo d'accordo, però siamo ripeto, tutti d'accordo. Mi perdoni, sarebbe frettoloso è un po' stupido dire un luogo perché mi piace paesaggisticamente. No, cioè, come utilità. Sto cercando di farlo togliere dalla politica in questo ragionamento. No, ma io sono mi sta aiutando. Ma io Jacopo. sono zero politico. Esattamente il contrario, perché la politica invece fa proprio questo, si innamora dei posti. Mi dovete spiegare allora perché il PD è innamorato di Padova Ovest e la Lega è innamorata di Padova Est. Perché ci si innamora dei metri quadri e delle zone? Non lo so neanche io. Non lo so nemmeno io. Allora, la politica si innamora di quelle zone. Non lo so, forse saranno cresciuti a bambini, gli mancavano quel cioè, ci rendiamo conto che siamo lì a scannarci per il metro quadro senza sapere ancora se mai verrà fatto, con che soldi verrà fatto, che cosa verrà fatto. Cioè stiamo perdendo
Stiamo perdendo veramente di vista qual è l'obiettivo della città, qual è lo sviluppo di Padova. Questo dovrebbe fare la politica. Faccio un'altra domanda e cercherò di avere una risposta. Jacopo Berti è convinto che ci voglia un ospedale nuovo a Padova? Indipendentemente dalla zona? Oggi la situazione che abbiamo necessita di una nuova struttura, senza ombra di dubbio, perché nel momento in cui abbiamo 250 posti di pediatria che sono ridotti in una situazione difficilissima, abbiamo una situazione complicatissima dal punto di vista del traffico di una città che sta crescendo. Abbiamo, come abbiamo detto, un'università che vuole tornare a essere, una città che vuole tornare assieme all'università a essere di respiro veramente internazionale. Abbiamo bisogno di infrastrutture che siano anche capaci di dare questo. Perfetto. Ho perso il tempo. No, non sono soddisfatto per niente. Jacopo mi ha dato una risposta. Io volevo sapere per Jacopo Berti, visto che poi lei lavora in sanità per quanto riguarda la regione, poi parleremo anche della sanità nella regione Veneto. Volevo, e mi sarebbe piaciuto che Jacopo Berti mi dicesse: Giorgio, mi piacerebbe al numero civico 34 no, per capire, non è per avere il numero civico, per capire dove Padova era al di sopra delle parti del mie, perché io non ho. Chiaro. Era per capire dove Padova a livello logistico potrebbe avere una struttura che sia di utilità per tutti e di comodità per tutti. Era solo una domanda puramente tecnica, chiarissimo, che lei non mi ha risposto. Non è vero, non è vero, perché è la stessa questione di chi candiderete come sindaco di Padova. Il Movimento 5 Stelle ha insegnato, penso di poter dire negli ultimi anni, che non sono importanti le persone ma sono importanti le idee, perché si prendono, possiamo dirlo, emeriti sconosciuti fino al giorno prima e diventano sindaci con ottimi risultati. Quindi qual è l'insegnamento? No. È più importante l'idea della faccia nota. Qui è la stessa cosa, è più importante l'idea di ospedale piuttosto del metro quadro, della zona, di quello. È un ribaltamento. Capisco il concetto, posso anche essere d'accordo, io chiedevo solo, non il metro quadro, no, non mi interessa, chiedevo solo logisticamente per la praticità e per l'esigenza di Padovani, lei da padovano dove lo vedrebbe costruito tutto qui, era semplicemente questo. E non mi ha risposto. Andiamo con i quattro, poi con Jacopo Berti mi diverto anche un po' a istigarlo un po'. Andiamo a vedere i messaggi che sono arrivati, andiamo a leggerne un po'. Qualche volta un'alleanza però può essere utile, se pensate di andare sempre da soli non credo avrete molto futuro. Questo ragionamento è un po' il ragionamento che faceva lei prima inerente al sindaco, chi va da solo quindi può essere anche di un'utilità per farci un ragionamento. Secondo me è un'idea troppo ambiziosa per l'ospedale, qualcosa di più semplice e più fattibile, no? Andiamo nel 3-4, Dennis, finalmente una faccia giovane, bella e intelligente, complimenti a Jacopo Berti, farai strada, e questo sono d'accordo anch'io, mi associo con questo messaggio, perché tutto quello che ha scritto il nostro telespettatore mi trova d'accordo. Bravo Berti, ti vogliamo in Parlamento e via le mele marce. Allora, cominciamo con la risposta che è quella che un po' contraddice, perché lei prima ha detto chi va da solo muore da solo, parole povere, giusto? Sì. E io dico questo, noi siamo arrivati in politica, siamo arrivati compromessi delle volte però. La politica deve essere un compromesso nel momento in cui è ascolto, cioè io ho una mia idea, che è un'idea A, mi confronto con il dottor Borile, piuttosto che tante altre persone, eccetera, e io dico, caspita, forse non avevo del tutto ragione. E se vogliamo questo è un compromesso, quindi arriviamo a capire qual è il punto di equilibrio tra le necessità di tutti, poi ovviamente si delibera a maggioranza, la democrazia è questa, la volontà dei tanti, e si porta avanti un'idea. Ma nel momento in cui noi ci mettiamo in contrapposizione al sistema dei partiti, che purtroppo hanno portato a questo, Padova nell'ultimo esempio proprio del sistema dei partiti, delle accozzaglie dei partiti dove vanno a prendere un po' da una parte, un po' dall'altra, si mettono assieme in 180 e con questi polpettoni i risultati sono questi. Dall'altra parte invece noi diciamo, noi abbiamo una nostra idea e ripeto, l'idea viene prima di tutto. Abbiamo delle regole ferree perché ci piace essere coerenti e portarle avanti. Se volete, questa è la nostra idea di paese e la portiamo avanti, che non vuol dire non scendiamo a compromessi duri e puri. Gli accordi programmatici, ma li facciamo spesse volte. Noi in Regione, per esempio, a volte abbiamo fatto delle battaglie affiancati da alcune parti politiche dell'opposizione, altre volte con la maggioranza, ma non perché, ovviamente poi ogni volta ti tacciano, sei la stampella dall'altra parte, sei amichetto di... Ma non è quello, io ho un'idea, la porto avanti. Chi ha piacere di
la condivide, chi si ritrova in questo, prego signori, portiamola avanti, ma nell'interesse, in quella che è la nostra visione. Secondo lei, allora faccio una domanda a Jacopo Berti, cosa pensano i padovani in un futuro sindaco del Movimento 5 Stelle? Così c'ha Cosa pensano i una chiave padovani? di lettura, sì, cosa pensano secondo lei? Beh, i padovani, devo dire la verità, a me fa molto piacere perché ho la fortuna di camminare spesso in centro e quando mi fermano mi chiedono, proprio hanno voglia di partecipare, hanno voglia di conoscere di più il 5 Stelle, hanno voglia di toccarlo con mano e mi dicono dai, guarda che la prossima volta voto 5 Stelle, guarda che sono molto deluso. E purtroppo questa delusione va perché vedono una proposta, vedono un'alternativa seria e concreta che non è tutti brutti, tutti cattivi, andate via, ma è questo è il nostro progetto per Padova. Ne stiamo parlando stasera, ne avremo modo di parlare tutta la primavera, con grandissimo piacere, e quindi la gente dice, sai che questi hanno le idee chiare? Io pensavo fossero... Ma che progetto ha per Padova? Perché non abbiamo parlato dell'ospedale. Insomma, l'ospedale le assicuro che racchiude... Che è uno dei punti più importanti, sono d'accordo con lei, però il progetto qual è che avete per la città di Padova? Prima di tutto abbiamo detto che Padova oggi ha sofferto tantissimo degli incastri della politica. Noi vogliamo rendere di nuovo il comune quella casa di cristallo, quella casa di vetro, come si suol dire per i cittadini, dove ci sia di nuovo la possibilità di portare avanti i propri progetti. Questo lo facciamo in maniera assolutamente fattiva. Penso a quello che sta succedendo a Chioggia, un comune dove abbiamo vinto, che è il comune più grande che è andato al voto. Faccio un esempio pratico, il baratto amministrativo. Il baratto amministrativo è una cosa secondo me eccezionale. Sapete che noi siamo contro Equitalia, quindi noi siamo per l'abolizione di Equitalia, per toglierla da tutti i comuni dove andiamo e per combatterla a livello nazionale. Noi diciamo, sei in difficoltà, sempre pensiamo alle PMI, ai commercianti, agli artigiani, sei in difficoltà con i pagamenti delle tasse per esempio nei confronti del comune, al posto che venire a strozzarti e a chiederti soldi, che magari ti faccio chiudere l'attività, in verità ti ho solamente affossato, tu fai dei servizi utili per il comune, dei lavori, ti rendi utile per la società, perché fare qualcosa per la società vuol dire fare parte della città, essere parte integrata di un sistema. Questo sta funzionando tantissimo in molti altri paesi e sta funzionando anche nei comuni dove non ci siamo. Va bene. Il progetto è un'altra cosa sulla città e per la città. Abbiamo tutta la campagna elettorale. Che fatica, Jacopo Berti, adesso comincio con Jacopo Berti un po' fatica. Noi siamo andati però tra la gente a chiedere come vedrebbero il Movimento 5 Stelle e il nostro Dani è andato per la città, sentiamo cosa ha raccolto. Potrebbero provarci, perché no? Potrebbero provarci, gli altri ci hanno già provato e non ci sono riusciti, quindi proviamo con loro. La città è piccola, non è Roma, a Torino ci stanno riuscendo molto bene, dipende dal candidato però. Secondo me sì, peggio di quello che è stato fatto fino adesso credo che sia impossibile. Quindi insomma è giusto dare una possibilità. Beh certo, sempre, sicuramente, se poi siete giovani ancora meglio. Visto che Bitonci non sta facendo niente. Potrebbe anche essere, dipende sempre dalla persona, ti dico, per me le idee sono buone perché come è venuto fuori dice delle cose giuste, ci sono tante cose da cambiare. Se candida un candidato valido avrà le competenze, mi auguro insomma, per poter amministrare la città. Secondo me no, ho troppi problemi. Padova ha sempre avuto le sue difficoltà e c'è bisogno di qualcuno con esperienza per poter almeno amministrare una città così. Deve ancora lavorare un pochino di più, deve avere una maturazione politica un pochino più avanzata. Allora poi forse ce la può fare, perché insomma a seguito, a consenso, ma deve trovare a formare diciamo, politici di una certa qualità politica. Guardi, su questo pronto o non pronto non lo so. Io credo che abbia buone chance di farcela, cioè di andare a ballottaggio, poi sa... Governare città come Padova, non so più cosa voglia dire governare le città italiane. A me sembra di sì, ma credo che sia legato soprattutto alla simpatia che ho per Grillo, perché è a pelle, è antipatico, però finché ancora lui mi dà fiducia. Non potevamo intervistare tutta Padova, però credo sia già un buon numero per farci un ragionamento, Jacopo Berti.
La prima cosa che mi è saltata all'occhio è che nessuno ha detto no, assolutamente no. Ma perché? Perché poi i risultati parlano chiaro. Stiamo governando 4 città in Veneto e lo stiamo facendo i nostri errori, siamo esseri umani, ma facendo tante cose buone. I cittadini apprezzano molto. Parlo di Chioggia, parlo di Mira, che finisce quest'anno, quindi dopo 5 anni, parlo di Sarego, primo comune 5 Stelle di tutta Italia e finisce il mandato quest'anno. Parlo di Vigonovo, dove vincono al primo turno, hanno fatto un lavoro incredibile. E i risultati arrivano in tantissime parti d'Italia, sono ormai quasi 38, una trentina. 38. Ma ecco, più di più, 38, quindi 38, anche quelli piccoli, Io esatto. le dico che in Italia ci sono 38 comuni con un sindaco 5 Stelle, esatto, e quindi i risultati parlano chiaro. Nessuno è il genio della lampada, ma c'è la buona volontà, c'è la voglia di mettersi a disposizione, l'umiltà di ascoltare e di mettersi in gioco, e dall'altra parte la determinazione di portare avanti le proprie idee. Ecco, ma un sindaco che ha quasi finito il mandato del Movimento 5 Stelle, dove hanno governato, Mira nell'esempio che ha appena detto, oppure Sarego, hanno cambiato il paese, hanno modificato il paese, e se sì, come? Questo bisogna sempre chiederlo ai cittadini, perché poi sono loro gli ultimi giudici. Certo. Dal mio punto di vista è stato fatto un grandissimo lavoro. Sono Roberto Castiglione a Sarego e Elvisa Maniero a Mira, hanno veramente, con la loro giunta, con i loro consiglieri, con i gruppi degli attivisti, hanno fatto dei lavori incredibili. Pensiamo a questo. A Sarego siamo stati in assoluto i primi, in particolare il sindaco Castiglione, che hanno denunciato il problema dei FAS, il famoso inquinamento dell'acqua. Dopo ne parliamo. È stato lui, quindi posso dire ha cambiato. Caspita, se ha cambiato, ha fatto chiudere decine e decine di pozzi inquinati, li ha fatti chiudere lui con un'ordinanza e ha denunciato questo enorme scandalo. Quindi, caspita, sì, ha cambiato. Ha cambiato. E quindi questi nuovi sindaci, questi sindaci che dovranno andare al voto, perché tra poco, ecco, dovrebbero in teoria ricandidarsi, tranne Elvisa Maniero, che è stato qui da noi e ha detto che lui non si ricandiderà. L'abbiamo intervistato proprio lei, Jacopo Berti, su questo per il motivo per cui non si ricandida. L'avete convinto? Si ricandiderà Elvisa Maniero oppure? Elvisa ha avuto la fortuna di avere un figlio, ha tantissime, quindi ha fatto un'esperienza incredibile, ha deciso di prendersi un po' di tempo, almeno stando ad oggi, notizie fino ad oggi, di prendersi un po' di tempo anche per sé, per la sua famiglia, ed è giusto anche così. Non è che uno deve innamorarsi del ruolo, della poltrona e dire ah no, io sindaco per i prossimi 150 anni, è giusta anche la rotazione, io ne sono profondamente convinto, non bisogna arroccarsi nel palazzo, assolutamente, e quindi se lui sente in cuor suo che la cosa migliore è proseguire, noi saremo lì a dargli una mano in prima fila. Se lui invece sentirà che è il momento di qualcun altro, che magari è più motivato, che ha più voglia per motivi ciclici anche, nessun problema, ripetiamo, l'idea e le idee vengono prima di tutto. Poi andremo a parlare anche di PAF, di quello che ha detto lei del sindaco di Sarego, però lei prima all'inizio della trasmissione ha parlato che tutti i vostri parlamentari i vostri politici, chiamiamoli così, sono ridotti lo stipendio, e voi siete contro il vitalizio, siete contro a tutto questo tipo di guadagno che esiste e c'è nella politica. Come intendete lavorarci sopra per poter raggiungere l'obiettivo? Perché ogni volta che questo emendamento viene proposto in Parlamento viene sempre bocciato. Io parlo per la Regione Veneto per come stiamo lavorando. Proposta di legge per abolizione immediata dei vitalizi. Sono 13 milioni di euro che oggi vengono dati a 246 ex consiglieri. La cosa allucinante è che costano di più i vitalizi degli stipendi dell'attuale Consiglio Veneto. Cioè noi paghiamo di più per i consiglieri passati in vitalizio rispetto che gli stipendi dei consiglieri attuali. Cioè una follia senza fine. E ovviamente una cosa che in un momento del genere a livello italiano, con una legge Fornero che ha messo veramente in ginocchio una categoria intera di lavoratori e di pensionati, pensare che esistano ancora dei privilegi del genere è inaccettabile, anche perché grazie a quei soldi e grazie a questi tagli, e la Consulta ha detto che si possono tagliare le pensioni d'oro, quindi vitalizi e pensioni d'oro, questa balla dei diritti acquisiti che ogni volta cercano di propinarci quando devono difendere i propri diritti, ma poi quando c'è da tagliare i diritti dei lavoratori con la legge Fornero ci mettono 15 giorni in Parlamento. Allora questa doppia morale è inaccettabile oggi. Noi in Consiglio regionale del Veneto abbiamo portato avanti la nostra legge, che però si è arenata in Consiglio. Perché lo dico?
Oltre alla nostra legge, c'è anche una legge di iniziativa popolare, raccoglie 5.000 firme, per legge, per statuto, viene portata in aula. Noi ovviamente come Movimento 5 Stelle votiamo per poter discutere in aula di questa legge che si chiama Privilegi Zero. La Lega Nord e la maggioranza invece hanno votato per rimandare in commissione e quindi iniziare col ping pong all'interno degli uffici di nuovo questa, perché non c'è la volontà politica, non c'è la volontà politica di risolvere. Perché piacciono i skei. Piacciono i soldi, questa è la verità. In effetti nel ragionamento io così, se fossi un politico, direi ridurrei i parlamentari politici che ci sono in Italia, che sono un'enormità, è inutile. Invece aumenterei lo stipendio, pensi lei? Io aumenterei, allora le faccio io, ci invertiamo i ruoli, le faccio io una domanda. Lo aumenterei, ridurrei i parlamentari che sono quasi 1 migliaio, senza contare i sottosegretari, i portaborse e tant'altro, ridurrei a metà, aumenterei lo stipendio e il primo che sbaglia però paga. Non è possibile che oggi la politica faccia costruire un ospedale e lo butti giù, faccia costruire una strada e non va bene, faccia costruire delle cose che sono inadatte per gli italiani e non paga mai nessuno. È questo. Mentre un cittadino la italiano... certezza della pena. Ecco, hai capito. E dunque io invece dico, tu fai il politico, mi governi, ti do di più, ma devi governarmi bene. E se sbagli, paghi. La certezza della pena viene prima di tutto. Non è possibile come il Mose uno abbia degli interessi, degli utili dimostrati poi anche a livello... Ma Mazzacurati a San Diego a pigliare sole, oh. Certo. Ci rendiamo conto? Certo. Quelli che hanno messo sul lastrico 219.000 veneti con il crack delle banche popolari sono ancora nei consigli di amministrazione per la maggior parte, Sono ancora lì, si sono presi quest'anno 8 milioni di euro di bonus, 8 milioni di euro di bonus, come per dire siamo talmente bravi che ci diamo anche i bonus, sono ancora lì e continuano a fare danni perché purtroppo adesso pare che ci sarà bisogno di un nuovo aumento di capitale per queste banche, perché continuano la loro discesa nel baratro. Certo, no, per quello. Allora la certezza della pena vuol dire anche capitale sociale, capitale umano. Nel momento in cui sbagli, mi dispiace, te ne vai a casa, ma non è perché... No, te ne vai a casa è riduttivo, te ne vai a casa e paghi perché se uno ha sbagliato... Io sto parlando della pagare. politica, se uno sta facendo un reato, no, prima di tutto non devi mai più toccare denaro pubblico, cioè tu non lo vedi mai più il denaro pubblico fuori. Secondo, facciamo l'esempio delle banche, il professor Bini, quello che ha certificato, professore della Bocconi, che ha certificato il valore di 62 euro delle azioni popolari di Vicenza, fa ancora il professore. E quando gli hanno detto, ma scusi, ma lei ha certificato il valore di una banca che era fallita e falsificava i bilanci, ma se ne rende conto? Lui ha detto, cosa c'è di male? Certo. No, ma non puoi insegnare ai ragazzi in aula, ma di cosa stiamo parlando? È come Schettino che va all'università a fare la lezione, cioè siamo sullo stesso livello. Succede tutto qui in Italia. Ho capito, però qualcosa dobbiamo fare, se no... Esatto, qualcuno dovrà cambiare. Allora, andiamo in pubblicità, poi nell'ultima parte della trasmissione parliamo di immigrazione e parliamo anche di PAF, di quello che è successo nel Vicentino. Tra poco rimanete con noi.